È solo un graffio. È solo un graffio, ma per Dio basterà. Chiedete di me domani e troverete un uomo in una bara. Sì! Sì, maestro! Bravo! Bravo! Ho creduto fosse quello! Io vi faccio impiccare! Dov'è la mia opera? Burbage, come osate interrompere le mie prove? Le vostre prove! Ignoratelo.
Buongiorno e ben ritrovati del Friuli Venezia Giulia in occasione del Salone del Libro. Siamo qui per parlare di un viaggio nel tempo e nello spazio all'interno del territorio del Friuli Venezia Giulia e lo faremo presentando un libro con caratteristiche particolari. Vedremo un libro tecnologicamente avanzato perché consentirà di leggere le storie anche attraverso delle app, quindi utilizzando uno smartphone o un tablet, e quindi consentire ai ragazzi di poter navigare e quindi poter leggere la loro storia anche comodamente seduti sul divano, non con un libro di carta, ma come la tecnologia ormai ci sta portando con un tablet. Allora, però, prima di entrare nel vivo di questa iniziativa, io direi di far partire un filmato che ci introduce nell'argomento di quest'oggi. Andiamo col video. Come abbiamo visto, c'erano nel video Ruggero, Leo ed Eleonora. Ragazzi, sono questi tre personaggi che vi condurranno alla scoperta del patrimonio della loro terra, e cioè il Friuli Venezia Giulia. Questa è un'iniziativa voluta dall'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, che ha come obiettivo appunto quello di far conoscere e tutelare il patrimonio del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto un libro ed una app con le incredibili avventure che vi porteranno poi a scoprire il territorio del Friuli Venezia Giulia. Dietro di voi c'è un bancone dove vedete già i ragazzi all'opera, ma poi nel corso di questo incontro ci sposteremo dall'altra parte per andare a scoprire attraverso la app come leggere queste storie aggiuntive che vanno appunto ad aggiungersi a quelle già presenti nel libro. Presento gli ospiti: Rita Auriemma, direttore servizio catalogazione, formazione e ricerca di ERPAC; Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia; Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero dei Beni Culturali; Cinzia Dalmaso, giornalista; e il direttore di Archeostoria e Web Magazine, Katia Centomo; le autrici di Red Whale, Giuliano De Felice e Vito Santa Cesaria, autore appunto delle Swipe Story, che saranno quelle che si potranno scaricare dalle app. E poi ci sarà la disegnatrice, che mi pare che sia già nel tavolone, Arianna Rea, che dedica le copie del libro ai giovani lettori. Allora, abbiamo detto che partiamo con Cinzia Dalmaso. Dove Cinzia Dalmaso? A lei la parola per accompagnare quindi questi ragazzi nelle scoperte presenti all'interno di questi libri. Sì, allora, bene, benvenuti a tutti, bambini e genitori di bambini, per questo viaggio, breve viaggio alla scoperta del Friuli Venezia Giulia. Voi siete i test, coloro che testeranno per primi questo prodotto, che è un prodotto molto complesso in realtà, cioè fatto di libro e di app che si compenetrano a vicenda. È anche un'esperienza molto nuova per far scoprire un territorio ai ragazzi. Quindi io passerei subito la parola a Rita Auriemma, il direttore appunto dell'ERPAC, che è colei che ha avuto l'idea di questa cosa così nuova e che speriamo a voi bambini piaccia molto. Rita, com'è nata l'idea? Buongiorno a tutti, grazie bimbi di esserci. Vedete che questo spazio si è animato. Io chiedo scusa già a tutti perché sarà una presentazione ovviamente un po' disordinata, ma a noi il disordine piace, quindi prendiamola e viviamola così.
Dico subito che se qualche bimbo che non vuole sentir tanto, non vuole vedere, vuole a giocare sul tablet, può andare a farlo, perché c'è Giuliano, il nostro amico Giuliano De Felice, che può guidare loro alla scoperta delle Swipe Story. Allora, com'è nato questo progetto? In realtà... Aspetta, bambini, guardate che vi conviene andare a giocare con Giuliano, eh? Dai, vai! Se volete... Non vogliono andare, volete seguire? Vedete Ecco, perfetto. Ma loro devono giocare. Invece noi racconto un po' come è nato il progetto. E in realtà io ho trovato dei complici che non attendevano altro nella regione Friuli Venezia Giulia, per cui a questa chiamata alle armi lanciata dall'ente regionale Patrimonio Culturale hanno risposto in tanti, quando io ho proposto veramente un'iniziativa, un progetto comune di educazione al patrimonio archeologico. Sappiamo quanto, ahimè, ormai profondo sia lo scollamento, soprattutto tra le giovani generazioni, e i patrimoni culturali, i beni culturali che invece sono beni comuni, beni popolari, beni patrimonio di tutti. E quindi l'idea è stata quella appunto di mettere in atto un processo virtuoso, chiamando a raccolta anche le imprese culturali e creative, le forze della comunicazione, l'Università di Foggia e il Laboratorio di Archeologia Digitale, e realizzare un progetto comune dedicato all'archeologia del Friuli Venezia Giulia, ma che fosse comunicativo, immediato, fresco, dedicato a loro. Questo è stato quanto. Quindi iniziamo con un romanzo illustrato, a cui faranno seguito una serie di app che sono episodi centrati sui siti specifici. I primi 2 sono dedicati a Pradis, sito preistorico, e ad Aquileia, ma ce ne parla Cristiano Tiussi, il direttore della fondazione. Benissimo, grazie Rita. Allora siamo già un po' entrati in questo corso dei leoni del tempo. I 3 leoni, siamo questi 3 bambini che vanno alla scoperta dei luoghi del Friuli Venezia Giulia. Allora cominciamo dal libro. Il libro è veramente una storia avvincente, insomma è un codice da Vinci per bambini, ma a volte con degli episodi un po' improbabili dal mio punto di vista, però poi ti prende, diciamo, e io effettivamente ero così, volevo vedere come andasse a finire, devo dire, nella lettura, sono stata trascinata proprio nella lettura, e soprattutto scritto con un linguaggio molto visivo, devo dire, sembra quasi già la sceneggiatura di un film, potrebbe esserlo, questo mi è piaciuto molto. E forse avrei voluto anche più illustrazioni, forse, però non servivano, perché già la scrittura ti fa immaginare, ed è questo ho apprezzato molto della scrittura del romanzo. E poi c'è questo espediente narrativo di questi 3 bambini che diventano i custodi del tempo, che devono restituire nel passato degli oggetti che sono stati rubati a dei personaggi del passato. Ecco, a me è parso molto importante, primo per far capire a tutti, ai bambini innanzitutto, che i beni archeologici sono beni importanti e che se lo si trovano per strada e qualcosa bisogna notificare il tutto alle autorità preposte e non portarseli a casa e tenerseli in saccoccia. Ma anche io credo, spero, mi auguro, e adesso lo verificheremo, che questo romanzo e queste app riescano a dare un po' l'idea della profondità del tempo, cosa che nel nostro mondo manca. Cioè noi siamo appiattiti in questo presente, io vedo che i giovani d'oggi fanno fatica a percepire la distanza che ci separa dai nostri antenati. Ecco, attraverso questo espediente restituire gli oggetti in varie epoche, per far sì che la mappa del Friuli non svanisca, perché se noi non rispettiamo la distanza temporale con il passato, la mappa del Friuli si vanifica. Come questo è il rischio che si sta correndo in questo romanzo di Codice da Vinci. Dobbiamo tenere il Friuli fermo e dobbiamo così farlo continuare a vivere nel presente e nel futuro.
Ecco, questo mi è parso un espediente bellissimo proprio per trasmettere questo senso del tempo che nel nostro tempo si sta un po' perdendo. Però adesso questa è una mia impressione, poi chiederemo a Giuliano Volpe le sue, ma a Katia Centomo invece, che ha ideato innanzitutto il romanzo e questa idea molto bella dal mio punto di vista, chiediamo un po' come è nata e come si è sviluppata questa avventura. Grazie, buongiorno a tutti. Io faccio una parentesi per ringraziare le persone che hanno lavorato a questo romanzo e non sono qui, tra cui Flavia Barelli, che ha scritto, cioè si è dedicata alla scrittura, Arianna Rea ha creato i personaggi e adesso è impegnata con i bambini, Simone Paoloni, friulano, che ha realizzato le illustrazioni interne, Walter Baiamonti il colore, insomma Evelina Poggi, che invece è qui e che ha coordinato il lavoro molto difficile e che ci ha tenuto impegnati. Quindi ho approfittato e chiuso questa parentesi. Sono molto contenta di poter rispondere alla tua domanda e anche cercare di trasmettere quella che è stata la nostra emozione nel fare questo lavoro. Senz'altro sono molto colpita dalla tua interpretazione, perché è assolutamente corretta, anzi mi fa vedere le cose che noi abbiamo scritto sotto un'altra luce. Il nostro è stato un lavoro di squadra, mi sono dedicata al soggetto del libro e alla cura del progetto narrativo in generale, poi le persone che ho citato hanno dato un contributo essenziale perché il tutto si potesse realizzare fino alla fine. E poi noi a nostra volta ci siamo integrati, siamo inseriti in un progetto più grande in cui abbiamo imparato a conoscere le competenze e la passione di tutte le altre persone, da Rita, Vito e Giuliano e tutti i membri importanti di questa avventura. Una cosa che volevo dire, ci stavo riflettendo un attimo fa, anche guardando i bambini che si sono seduti qui e che come primissima cosa sono rimasti incantati dai disegni. Questo mi ha ricordato lo spirito con cui è cominciata questa cosa, no? È il motivo per cui noi siamo stati chiamati in causa. Rita ci ha interpellato per cercare di trovare lo strumento, la voce giusta per tradurre e passare ai ragazzi quello che è un tesoro dal valore inestimabile, e cioè il patrimonio di una regione, che poi si può traslare su tutte le altre regioni, tutto il mondo e tutto quello che è il tesoro su cui noi viviamo e che ci dà e che ci consente di essere quello che siamo. Noi abbiamo ascoltato, abbiamo cercato di capire quella che era l'esigenza e abbiamo messo a disposizione la nostra competenza rispetto alla comunicazione con i ragazzi. Ci siamo abbastanza all'inizio perché abituati a parlare e a comunicare appunto attraverso il fumetto, l'illustrazione, la narrativa con i più giovani, quello che non eravamo abituati a fare era partire da un contenuto così ricco e così articolato e anche con un intento così importante come quello che ci veniva dato. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata cercare di capire, ascoltare quello che ci veniva detto. Io sono rimasta veramente stupita e innamorata della passione che ho visto nelle persone che ho conosciuto. La profondità, il rigore erano veramente importantissimi e questo per cui mi ha spaventato, cioè, mi sono chiesta saremo capaci di trasmettere questo e di fare il nostro lavoro? E io ho visto, la risposta l'ho avuta oggi, quando ho visto i ragazzi che subito sono rimasti colpiti da questo, ho detto bene, forse ce l'abbiamo fatta. Beh sì, sicuramente, perché quello che forse non abbiamo spiegato è che questo è un libro innanzitutto che appunto con una trama tipo Codice da Vinci ti porta questi bambini a viaggiare nel tempo, quindi è una specie di prequel di tutta una serie di episodi che si possono moltiplicare all'infinito e che per il momento si sono realizzati attraverso 2 app
una per Aquileia e l'altra per Pradies, ma che poi si potranno sviluppare anche in altri romanzi per ragazzi in futuro. Quindi ogni strumento, adesso c'è diciamo uno strumento che si può moltiplicare all'infinito e raccontare tutte le bellezze del Friuli Venezia Giulia dalla prima all'ultima. Basta avere un po' di fantasia e strutturarle un po' come una caccia al tesoro per bambini, e il gioco è fatto. Tu, Giuliano Volpe, che ne pensi di questa avventura? Allora, intanto grazie per questo invito, per questa opportunità e soprattutto grazie per questo bel progetto. A Rita Oriemma, a tutti gli autori, all'assessorato che ha evidentemente creduto in questa operazione. E io sono particolarmente lieto, e mi scuserete se contestualizzo questo in un processo un po' più ampio, ma mi sembra importante perché credo che questo sia uno di quei prodotti, di quell'aria nuova che si respira nel campo dei beni culturali. Non è ancora un'area che ha conquistato tutti, però è un'area nuova, è un clima diverso, e faccio solo cenno ad una cosa che non è irrilevante. Nell'ambito delle riforme che sono in atto del Ministero dei Beni Culturali si è voluto con grande forza l'istituzione di una direzione generale educazione e ricerca, si è voluto con forza la nascita di settori educazione e ricerca in ognuna delle 39 soprintendenze presenti in Italia. Stanno funzionando? Non ancora bene, però le abbiamo volute, e il senso è avere dei luoghi in cui la ricerca, la conoscenza si trasformano in educazione al patrimonio e in coinvolgimento. Cominciare dai bambini. C'è un accordo di programma, un protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni Culturali e il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, che spinge sul campo dell'educazione e ricerca. C'è finalmente un piano nazionale dell'educazione e ricerca, il che non significa che tutto già funzioni. Ecco perché sono importanti queste esperienze, e che questo venga da una regione io lo trovo estremamente positivo, perché dimostra che è facendo partire dal basso queste esperienze che quest'area nuova può diffondersi, radicarsi e diventare un patrimonio comune. Quindi io lo trovo molto importante e mi premeva sottolinearlo. Qui siamo di fronte ad un progetto veramente multimediale, perché abbiamo un libro, tutto sommato uno strumento tradizionale, fatto di carta, ed è bene che i ragazzi continuino a maneggiare uno strumento così prezioso per la propria formazione, per la propria fantasia, per la propria creatività, insieme a disegni, insieme a swipe stories. Io trovo questo già metodologicamente molto interessante, perché oggi può apparire quasi normale, ma un'integrazione così stretta intorno ad un unico progetto culturale di più strumenti comunicativi mi sembra importante. Poi ci sono una serie di cose importantissime che tu hai già anticipato e sulle quali vorrei tornare, perché mi sembrano fondamentali dal punto di vista metodologico. Allora, la prima è l'importanza data ai ragazzi. Queste sono cose che altrove sono ormai sperimentate da anni. Faccio riferimento per esempio all'esperienza del National Trust, che da anni ha un settore specifico chiamato Kids First, che spunta sui ragazzi, e i colleghi del National Trust e ora anche del FAI, che hanno in qualche modo ereditato questo, mi dicono che ormai sono i ragazzi a portare genitori nei musei e nei parchi archeologici, e non più i genitori a trascinare i bambini in musei inospitali, in parchi archeologici incomprensibili. Dunque sta cambiando anche sotto questo profilo l'approccio, e questa attenzione ai ragazzi è assolutamente centrale in questa politica che guardi al futuro. Nello specifico mi piace
perché questo libro e questi strumenti che accompagnano il libro e questa serie, questo progetto, sono secondo me un progetto di archeologia dei paesaggi, e lo sono per due motivi principali. Perché, come è stato sottolineato, sono dei viaggi nello spazio e nella storia, cioè esattamente l'approccio dell'archeologia dei paesaggi che, a partire dal paesaggio contemporaneo, porta alla conoscenza e alla scoperta stratigrafica dei paesaggi che si sono sedimentati in un territorio, e il Friuli Venezia Giulia è un territorio ricchissimo, dalla preistoria più remota fino all'oggi. Quindi è un approccio da archeologia dei paesaggi anche nello strumento, perché le swipe stories, che sono un modo per sfogliare, no? Sono esattamente, noi sfogliamo un libro, sfogliamo le swipe stories, sfogliamo la storia di un territorio, e quindi è estremamente interessante da questo punto di vista l'approccio fatto, in maniera tale che, insomma, in qualche modo si abbia una conoscenza sempre approfondita e meno, come dire, superficiale, che si ferma al presente, all'oggi e ad un luogo, ma che da quel presente e da quel luogo sappia risalire indietro nel tempo attraverso il gioco, evidentemente, attraverso la fantasia, giustissimo. Anche noi archeologi usiamo molta fantasia quando dobbiamo ricostruire il passato, partendo dai dati, ma con una capacità di ricostruzione che richiede una certa creatività, perché è la creatività la vera anima dell'innovazione, altrimenti è solo catalogo, è soltanto come dire, descrizione e non narrazione. Quindi abbiamo una serie di strumenti. Io trovo che tutto questo, dal punto di vista, come dire, pedagogico, sia estremamente importante per i ragazzi, per i genitori e per gli insegnanti. Quindi mi auguro che questo possa essere uno strumento che vada nelle scuole oltre che nelle famiglie. Insomma, io trovo tutta una serie di elementi molto importanti. Mi fermo qui e faccio i migliori auguri a questo progetto, con la curiosità di conoscere poi le prossime tappe. Bene, grazie Volpe, che ha posto degli aspetti importantissimi. Prima di tutto il fatto che il mondo della ricerca si occupi anche di didattica e che ci sia uno scambio continuo, perché è fondamentale. Senza di quello non riusciremo mai a trasmettere dei contenuti reali e anche nella forma corretta. E poi anche sul valore della narrazione. La narrazione e la buona comunicazione in generale sono ciò che parte da un oggetto e fa scoprire mondi diversi, e questo progetto, dal libro alle app, fa proprio questo, lancia i ragazzi protagonisti della storia, ma chiunque lettore o utilizzatore di app, alla scoperta di 1000 mondi, di 1000 luoghi del Friuli Venezia Giulia, ma in 1000 epoche diverse. Abbiamo lasciato volutamente, tutti si chiederanno che cosa sono queste app, queste swipe stories come le chiamiamo, e come sono strutturate, perché un libro più o meno si sa com'è, le swipe story non lo sappiamo. Ecco, le abbiamo lasciate per ultime, anche perché poi avremo una dimostrazione pratica e ci divertiremo tutti. Però adesso è venuto il momento di affrontarle. Io, prima di andare da Vito Santacesaria, che è l'ideatore delle swipe stories e ci spiegherà come funzionano, anche proprio giocoso di scoprire il passato e la nostra storia, però vorrei chiedere, abbiamo con noi qui Cristiano Tiussi, che è il direttore della Fondazione Aquileia, e la Fondazione ha collaborato al progetto come consulente per la realizzazione della swipe story su Aquileia. Quindi io vorrei chiedere a Cristiano come è stato collaborare con un progetto così inusuale. Grazie, buongiorno anche da parte mia. Innanzitutto io devo dire che esiste con Rita Uriemma, con l'IPAC, da quando entrambi più o meno siamo direttori, quasi diventati direttori contemporaneamente di queste due istituzioni, che fanno capo
l'IPAC alla Regione in maniera proprio diretta, alla Fondazione direi anche, perché la Regione è uno dei soci fondatori di questa fondazione, ma soprattutto è colei che garantisce il supporto finanziario importante per l'attività. Quindi abbiamo cominciato da subito a metterci in relazione e il risultato che oggi abbiamo davanti è una delle prime testimonianze, ma non è l'unico elemento, e stiamo procedendo anche a grandi progetti, anche ambiziosi, assieme sull'archeologia dei grandi, diciamo così, ma che contiamo possa essere quindi scavi e ricerche archeologiche nell'ambito di quell'archeologia del paesaggio di cui il professor Volpe parlava, ma che contiamo giustamente anche con queste esperienze di portare all'attenzione dei più piccoli. Questa Swipe Story naturalmente prende in considerazione un periodo molto importante per Aquileia, è uno dei monumenti più importanti di Aquileia, cioè la Basilica e i suoi bellissimi mosaici, e innanzitutto in complimento naturalmente con coloro che hanno poi effettuato la realizzazione, che ho visto proprio in anteprima da poco, quindi è stato appena pubblicato, mi diceva Vito, proprio da pochi giorni, quindi è qualcosa che credo possa essere veramente andare in un settore importante in cui, come diceva il professor Volpe, si cominciano a vedere delle evidenti miglioramenti anche nell'ambito aquileiese. Noi stiamo affrontando una mostra sui marchi di fabbrica in età romana, tema curiosissimo, per i bambini quasi scontato, visto che è ancestrale in tutti noi l'idea del marchio, del marchiare, del timbrare. Abbiamo effettuato una serie di laboratori didattici, sono sempre molto molto apprezzati e veramente avvicinano i più piccoli poi al mondo dell'archeologia in maniera semplice, non banale. E questo è un aspetto di straordinaria importanza che cominciamo a intravedere anche grazie alle riforme del Ministero. Ho visto in questa Swipe Story che quelle che erano già dei supporti didattici, cioè le ricostruzioni tridimensionali che abbiamo effettuato per rendere al pubblico, diciamo così, la bellezza di Aquileia, che è una città a due dimensioni, purtroppo mancano gli alzati come in altre città. Vedo che in questa Swipe Story sono stati nuovamente ripresi e reinterpretati e il risultato mi pare veramente eccezionale. Bene, allora grazie a Cristiano Tiussi e adesso noi vediamo già, ci sono i bambini nel tavolone lì a fianco che giocano, si stanno divertendo, si vede, sono tutti interessatissimi, nessuno si muove. Vito, raccontaci cosa stanno facendo i bambini adesso. Vito Santacesaria. Grazie, buongiorno a tutti. La mia voce non è granché in questo momento, va bene. Allora io devo ringraziare Rita per questa grande opportunità, perché voi l'avete detto in vario modo, questa per noi è stata una sfida, l'ennesima sfida che stiamo cercando di vivere. Quello che lo Swipe Story Team, poi citerò le persone che fanno parte di questo team che sono molto importanti, rappresentano un esperimento, se vogliamo, che da un po' di tempo stiamo portando avanti per riuscire a portare tecnologia, non tecnologia necessariamente complessa o difficile da utilizzare, quindi qualcosa di molto accessibile nella divulgazione dei beni culturali, per valorizzare non soltanto i beni ma anche tutto il lavoro che i ricercatori fanno e che molto spesso rimane nei cassetti o solo per detti lavori e non viene divulgato come potrebbe. Allora, uno degli scopi delle Swipe Story è riuscire veramente a tirar fuori questo materiale, queste fonti e riportarle a valore. Dico 2 o 3 cose ancora, poi passiamo magari a vedere come funziona l'app. Il team è un team particolare perché è un team multidisciplinare. In questo contesto ritengo fondamentale non chiudersi, deve essere un contesto molto aperto dove i protagonisti sono archeologi, sono creativi, possono essere anche tecnologi. Io poi faccio il tecnologo e dico che il tecnologo è la persona meno importante in questo gruppo, perché quello che contano sono le idee, sono la capacità di divulgare le conoscenze e quindi questo processo che richiede metodo, io sono poi fissatissimo per i metodi di lavoro, ma diciamo che una certa passione, l'avete citata prima, ma la passione è fondamentale in questa cosa.
tutto insieme può fare dei prodotti che sono molto, molto diversi dal solito, tra l'altro anche molto poco tecnologici, consentitemi questa definizione, molto accessibili. Ora, detto questo, le web story, vi faccio ancora una piccola, sono delle storie, sono dei racconti, come infrastrutture, se vogliamo, del racconto, dei nastri, delle strisce disegnate. Il nostro primo linguaggio è l'illustrazione, quindi tutto quello che viene comunicato in prima battuta viene fatto attraverso le illustrazioni. Poi ci sono i dialoghi, delle piccole avventure che vengono vissute dai protagonisti di queste storie. Poi ci sono ancora degli approfondimenti, la possibilità di andare oltre la storia e quindi capire meglio quali sono i contesti, quali sono i luoghi, quali sono gli oggetti da cui le storie possono. E ancora abbiamo introdotto delle componenti di carattere puramente ludico, facciamo giocare il fruitore, i bambini in questi casi, diciamo, nell'utilizzo delle proprie conoscenze, magari acquisite, oppure delle abilità, diciamo, che i bambini hanno, i fruttori possono avere nel fare giochi di pazienza. Allora, i web story sono illustrazioni, sono dialoghi, sono racconti, sono giochi, sono contenuti di approfondimento. Cito soltanto le tre figure di riferimento di questo team, che sono Giuliano De Felice, che adesso si sta prendendo, diciamo, cura dei ragazzini di là, che è un archeologo, che ha grande passione nella divulgazione, è lui che racconta sviluppa i nostri ideali soggetti. C'è Francesca Giannetti, un altro archeologo, diciamo, che si è inventato, se vogliamo, il mistero dell'illustratore, quindi le nostre storie sono pensate da Francesca, perché è abilissima nel ricostruire i luoghi, ha utilizzato molto bene i materiali della Fondazione Aquileia sulle ricostruzioni per farle diventare vive nuovamente, e Cristina Lamombarda, che è la persona che con noi che sviluppa, diciamo, i contenuti di approfondimento, ha la pazienza di andare a recuperare le fonti, di metterle in ordine e riportarle, diciamo, con la vita. Ecco, detto questo, io posterei, diciamo, per farvi vedere, diciamo, l'utilizzo della... Posso? Sì. Vai, sì. Ce l'ho? Vedo? Sì, allora, no, io sono... Aspetta, ragazzini. Eccolo, era apparso. Era apparso? Ok, adesso quello che vedete è diciamo, la pagina introduttiva delle web story. In questo caso, immaginando un percorso seriale, abbiamo ipotizzato i vari punti della mappa del Friuli da cui partiranno le storie. In questo momento abbiamo due storie, quella di Pradis e quella di Aquileia, che sono disponibili. L'app è scaricabile dagli store oggi subito da Google Play, ma nelle prossime ore anche da App Store. E intanto approfittiamo per vedere Aquileia, facciamo un percorso all'interno di questa via. Vado veloce, così, diciamo, poi avrete voi la pazienza di guardare i dettagli. Diciamo, le tecniche che sono utilizzate sono quelle dello swipe, essenzialmente, quindi devo soltanto sfogliare. Adesso non si sente perché i rumori di fondo sono tali e comunque forse non c'è il collegamento, ma c'è un audio che sviluppa la narrazione. Ecco, questo è partito, perfetto, bravo, adesso è andato. Con lo swipe mi posso muovere e quindi sfoglio questa storia. No, non va l'audio, va bene. Allora, entriamo la storia, appunto, è sfogliabile, ogni frame, ogni scena ha una serie di contenuti che sono i fumetti, appunto, che in questo caso sono anche letti, ma non si sente, diciamo, l'audio in questo momento. Abbiamo delle piccole animazioni e sostanzialmente anche dei possibili punti di interesse dove io posso approfondire, diciamo, informazioni relative ai luoghi. Vado veloce perché abbiamo pochissimi minuti per raccontarla tutta. Questi sono dei movimenti tipici delle nostre swipe che sono sempre fatti da disegni, quindi sono dei piani, sono dei disegni molto semplici. Non sono ricostruzioni 3D, ma sono disegni. Abbiamo quindi la possibilità di sfogliare, diciamo, i luoghi nei fatti, piccole animazioni che accompagnano il nostro racconto e la possibilità di ancora
approfondire. Adesso non ci stiamo dilungando nella storia. In questo caso ve lo racconto velocemente, l'epilogo. I nostri ragazzi hanno scoperto in un messaggio che la nonna aveva lasciato che c'è da rimettere in ordine un pesce, che era un pesce di un mosaico in realtà, che è stato rubato nel tempo. Adesso questi ragazzi stanno cercando il luogo di Aquileia dove questo pesce può trovare posizione. Hanno pensato prima di metterlo nel porto e non hanno trovato nessuna soluzione. Hanno cercato nel mercato, non hanno trovato nessuna soluzione. Adesso il vescovo Teodoro, che tra un po' si presenterà, annuncia, li guida verso un posto molto bello del sito di Aquileia, che tra un po' sveleremo. Vado veloce nel misterioso, sta per essere scoperto, e in questa chiesa, diciamo, in questa chiesa, diciamo, questi ragazzi scopriranno. Adesso vi lascio andare la sequenza della scoperta, così ma io non vorrei che... Quindi nella basilica hanno avuto modo di ritrovare finalmente il luogo, quindi questo pesce torna al suo posto e, diciamo, il destino della cristianità nel Friuli trovano... No, scusate, la posizione è molto a rischio, diciamo, è saltato il collegamento. È andato così. Vabbè, allora questo, ecco, va bene, arriviamo in fondo, volevo solo farvi vedere ulteriormente. No, ragazzi. I ragazzi tornano a casa e ecco la sorpresa dell'ultima stanza, quando spegniamo la luce, che questa stanza diventa una piccola sala giochi, per cui chi avrà voglia alla fine dell'avventura potrà giocare con questi giochi che abbiamo proposto. Facciamo vedere qualcuno, sono giochi tipo il Memory per scoprire alcune delle... Oppure questo è un gioco che piace molto a me e a Giuliano, facciamo le sfide, vedere chi è più bravo. È possibile, dobbiamo ricostruire, dobbiamo rimettere in ordine le cose, così come ancora giochi che possono aiutare, diciamo, a verificare, a rimettere in ordine dei pezzi della città rispetto appunto alla mappa. Ancora ricostruiamo il mosaico e cose di questo genere. Quindi c'è una parte ludica finale che premia in qualche modo il fruitore di questa avventura. Niente, questo per essere breve, grazie. Bene, grazie a Vito Santacesaria. E a questo punto i bambini stanno ancora tutti giocando, però abbiamo voglia di sperimentare e giocare anche noi, no? Tutti a giocare, e grazie a tutti per essere iscritti. Buona giornata. Grazie a tutti e vi ricordo che tra qualche minuto andremo avanti con un'altra presentazione di quest'oggi, con ancora un'iniziativa ad opera di ERPAC. Quasi.